intorno al cantiere dei personaggi equivoci, si arriva anche uno a minacciare un cacciafora e vabbè, insomma, oltretutto hanno paura per le famiglie che ha a casa, quindi è anche vero che per fortuna siamo a Giuliano, non siamo a Casa di Principe, non siamo in Romania, però questa paura permane, cioè ce l'hanno, è motivata, quindi anche lì valuteremo, adesso non so se sarà il caso di andare al magistrato. Ecco, voglio dire, passate in cantiere, voglio dire che almeno vi rendete conto, vi facciamo vedere le suite dove dormono all'aperto, ok? Le baracche, che non so, neanche i baraccopoli più infami che esiste ai margini delle città, è così, non hanno servizi igienici, non hanno niente, quindi devono sopravvivere. Si chiama un gruppo elettrogeno che consuma più della mia macchina, quindi bisogna anche lì, se stiamo attivando attraverso le imprese, si può prestarci un gruppo che consuma meno. Addirittura il sindaco, cioè che ho portato tutti i pentoloni che mi piace fare da mangiare, tutti i pentoloni, i fornelli grandi, no, da casa mia, però siamo fuori regola secondo il comune, no? Cioè, ragazzi, queste cose qua bisogna dirle. Quindi abbiamo chiesto che ora in comune del Giuliano che sia protezione civile di fianco al comune, ok? Che sia il comitato della sagra della Madonna, non so che robe lì, quindi potrebbero secondo me portare qualcosa, cioè finora la bombola no, quindi la porto dentro abusivamente, ok? Vorremmo un rischio mai di litigare civili, cioè dobbiamo sopravvivere, dobbiamo spezzare le reni a imprese del genere, legalmente devo dire. Allora, i titolari dell'impresa di Reggio Emilia che appunto che ha preso l'appalto sono gli stessi titolari, documenti rumeni alla mano trovati da Nicola. No, in internet insomma è riuscito ad arrivare a recuperare questi documenti, sono gli stessi identici titolari di un'impresa rumena, quella italiana si chiama Cosmo House, quella rumena si chiama Cosmo Work. Nei mesi scorsi, non solo loro, nei mesi precedenti appunto al loro ingresso in cantiere, in quel cantiere sono arrivati lavoratori rumeni assunti da Cosmo Work a lavorare per Cosmo House, quindi appunto quando giustamente si diceva no, il controllo lì, che controllo c'è stato, ecco, queste cose, siccome non è la prima volta che vediamo episodi simili insomma nei nostri cantieri, ecco, il timore è che si allarghi non più solo al settore edile che così sarà ulteriormente devastato, ma noi vogliamo davvero esprimervi tutta la nostra solidarietà che è politica, nel senso che voi siete un esempio di cose e di altre situazioni che bisogna combattere, noi siamo impegnati su questo, faremo anche qualcosa di più concreto, vedete insomma che lo faremo ciascuno di noi come gesto individuale di solidarietà concreta, umana nei vostri confronti e delle vostre famiglie, e lo faranno anche le nostre strutture. È qua presente Emilio Biafora della CGIL regionale che mi ha detto di aver messo a disposizione, e lo faremo al più presto, almeno 1.000 euro come cifra per aiutarvi intanto a sopravvivere. Altrettanto faremo noi della Camera del Lavoro, ma è giusto che lo facciamo anche tutti noi individualmente come davvero gesto umano di grandissima solidarietà, nella speranza che questa situazione davvero si risolva molto presto. Il tema della legalità, guardate, è un tema che stamattina non abbiamo toccato, ma è un tema molto delicato, anche quello dell'inserimento di criminalità organizzata nei nostri territori, è tema che la CGIL deve mettere in agenda e dopo diremo come.
perché davvero rischiamo che l'azienda cattiva scacci la buona azienda e poi a farne le spese siano lavoratori come questi nostri compagni di questa azienda, verso la quale davvero rinnoviamo tutto il nostro impegno e tutta la nostra solidarietà concreta.